Non bisogna strumentalizzare le cose, la presenza dell'AIS, cioè, bisogna vedere quali sono le competenze dell'AIS. Se verranno per collaborare non in mezzo alla strada, ma collaborare con la polizia, come si fanno, verranno le polizie di altri paesi del mondo, perché quando c'è un grande evento bisogna avere una collaborazione internazionale fra le polizie. Il resto è tutta una strumentalizzazione. Strumentalizzazione o no, la notizia è stata confermata dopo giorni di mezzi passi avanti e dietro front, e a farlo è stata clamorosamente la stessa ambasciata americana, smentendo di fatto il Viminale. L'AIS, la polizia USA anti-migrazione, protagonista delle tensioni e delle violenze del Minnesota, sarà in servizio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Farnesina con il ministro Tajani cerca di circoscrivere il suo raggio d'azione, per qualcuno una corsa ai ripari. Un conto è la sicurezza fisica di Vance e di Rubio, un conto è la sicurezza generale dell'evento, l'ordine pubblico, la sicurezza sul territorio la faranno le nostre forze dell'ordine, ma ci saranno come sempre, anche noi siamo andati in Germania quando ci sono stati i mondiali con la nostra polizia a collaborare con la polizia tedesca, ma questa è una cosa che si fa sempre. Un incontro è comunque in programma tra Piantedosi e l'ambasciatore americano a Roma, segno di un imbarazzo evidente con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che riferendosi all'AIS parla di una milizia che uccide. Sala che usa parole forti e dice di non sentirsi tutelato dal ministro degli interni, molto più cauto nei toni il collega dell'altra sede olimpica Cortina d'Ampezzo, il sindaco Gianluca Lorenzi. Non entro in merito a quello che è il corpo, perché non ritengo di doverci entrare in merito, ma quello che mi fa da garante è che Prefettura e quindi il Ministero degli Interni seguirà da vicino quelle che sono le vicende. A Cortina sono già presenti altre forze di polizia straniere. Quelli che vedete nelle immagini sono gli agenti del Qatar, che però sono nella Conca d'Ampezzo sulla base di un accordo di cooperazione tra i due stati formalizzato lo scorso settembre durante la visita dello stesso Piantedosi nel paese guidato dallo sceicco Khalifa bin Ahmad Al Thani. L'AIS al momento sembra tutta un'altra storia. Anche nel centrodestra c'è chi è perplesso. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, parla di presenza inopportuna e superflua. Intanto la mobilitazione delle opposizioni riguarda Europa, Roma, Venezia, con richieste di chiarimenti ufficiali in tutte le sedi istituzionali. Le milizie di Trump che sparano per strada a gente inerme qui in Italia non le vogliamo, e sarebbe paradossale affidare a questi che spargono il terrore tra i cittadini un ruolo, qualunque esso sia, di sicurezza nel nostro paese. E se Giorgia Meloni su questo non riesce a tenere la schiena dritta, significa che abbiamo un grande problema. Il governo italiano clamorosamente smentito dagli americani, l'AIS sarà in Italia, è una vergogna, si intervenga subito per impedire che una banda di tagliagole possa operare sul nostro territorio. Riteniamo assolutamente inopportuna e provocatoria la presenza di agenti AIS per la tutela della sicurezza della delegazione statunitense alle prossime Olimpiadi. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta regionale di fare chiarezza su questo aspetto. È necessario ed è una questione di trasparenza e di sicurezza per il nostro territorio.